Dal 23 al 29 maggio nella splendida DomusBet Arena Beach Stadium, le 32 squadre maschili e 12 femminili si daranno battaglia per conquistare la Champions League di beach soccer. 120 paesi collegati in diretta streaming, una partecipazione totale da parte delle istituzioni regionali e i vertici dello sport. Tutto questo è stata la presentazione dell'Euro Winner Cup 2016. La Champions League del beach soccer. Nello splendido scenario del Palazzo dei Chierici, ancora una volta Catania presente per l'Euro Winners Cup 2016. È Palazzo dei Chierici, la prestigiosa location dove è stata presentata la manifestazione che catalizzerà l'attenzione degli sportivi catanesi dal 23 al 29 maggio nella maestosa DomusBet Arena Beach Stadium, costruita al lido azzurro nel litorale della playa. Euro Winner Cup 2016. Un momento importante non solo di sport, con la regione siciliana vicina alla manifestazione con il messaggio dell'assessore regionale sport e turismo Anthony Barbagallo, che nonostante l'assenza ha voluto porgere il suo sostegno alla manifestazione internazionale. Parterre di primo livello con l'assessore allo sport Valentina Scialfa, che ha portato i saluti del primo cittadino, il sindaco Enzo Bianco. Assessore Scialfa, allora a questo punto ancora una volta Catania in prima linea per un torneo internazionale importantissimo legato alla bellissima struttura che è la DomusBet. Sì, che ringraziamo davvero perché quello che fanno è strepitoso, lo fanno però grazie a una città come Catania, riescono secondo me a raddoppiare questi numeri, a triplicarli, anche perché davvero Catania è una bellissima città e sono felice che i cittadini con orgoglio se la stanno riprendendo pian piano. Io credo che con un po' di buona volontà e un po' di pazienza che insomma non contraddistingue il catanese, mi ci metto anch'io in mezzo, assolutamente, possiamo davvero ripuntare a una rinascita, a un recupero di tanti elementi che per troppo tempo in questa città sono mancati, quali per esempio l'orgoglio che si comincia a vedere anche con queste cose. Il vicepresidente del COB Giuseppe Bosco, che a sua volta ha rappresentato il presidente del COB Santi Rando. Ma per noi il beach si fa tutto l'anno. È vero che la massima espressione ce l'abbiamo in quei 2 mesi, giugno-luglio, però per noi è tutto l'anno. Ci lavoriamo da quando finisce a quando inizia, perché comunque allestire delle manifestazioni di questa portata, di questa rilevanza internazionale, portare 1500 atleti, gestire 3 campi, 48 formazioni, 42 arbitri, insomma è una mini Olimpiadi, quindi per noi è grosso motivo di vanto e siamo ben lieti di avere la fiducia sia della Federazione Italiana di Gioco Calcio che della FIFA. Il direttore della Beach Soccer Worldwide, Gabino Renales. Teresa Chiara, presidente del Comitato Provinciale FIGC, che ha mandato i saluti del presidente nazionale Tavecchio, da sempre innamorato del beach soccer, e del presidente regionale FIGC Santino Lopresti. Sì, insomma, siamo onorati di avere questa opportunità perché Catania diventa il centro dell'Europa. Con le nostre splendide spiagge, un'opportunità sia a livello turistico che culturale, è un'opportunità per far sì che lo sport diventi ancora veicolo per trasferire altre situazioni, altri valori oltre a quello del gioco semplice del calcio, ma anche dei valori che possono essere quelli della riscoperta, i popoli che si incontrano e quindi anche della lealtà e di tutto quello che sono i valori che trasferiscono il gioco del calcio. Quindi fieri di avere questi stati che verranno qui a giocare e incontreranno e conosceranno la nostra terra. Ed infine il presidente del Consorzio Catania eSport, Riccardo Stazzone. In prima fila i rappresentanti dei sindaci dei 10 paesi della provincia di Catania, che hanno aderito al grande movimento del Sicily Beach Soccer Tour, con il comune di Tremestieri, rappresentato dal delegato del sindaco Rando, il dottor Furnari, che ha spiegato le dinamiche e la valorizzazione delle eccellenze dei vari comuni attraverso un evento internazionale come l'Euro Winner Cup 2016.
L'Euro Winner Cup sarà un vero spettacolo, uno spettacolo unico, tifando possibilmente anche per la formazione del Domusbet Catania, che lo scorso anno ha sfiorato il successo fermata solo in finale. Tutte le partite saranno difficili, però a questo punto non vi potete più tirare indietro, rappresenterete Catania, ma non soltanto Catania, buona parte del beach soccer italiano. Sì, un sorteggio diciamo abbastanza positivo. Affronteremo questa squadra olandese e poi ci sarà il Bate Borisov, che diciamo è quella che ci potrà insidiare di più. Come dicevi tu, non possiamo nasconderci, essendo vice campioni in carica d'Europa, faremo del tutto per migliorare la posizione rispetto all'anno scorso. Tra l'altro, insomma, nella squadra sono stati inseriti 4 nuovi elementi per migliorare ancora di più il tasso tecnico appunto del gruppo. Sì, siamo partiti dalle alcune riconferme importanti della passata stagione, andando ad inserire Corosiniti, il capitano della nazionale italiana, Jordan, il portoghese, campione del mondo e campione d'Europa in carica, Alfio Chiavaro, un catanese, e Alessandro Randis, un altro catanese, perché anche a Catania sta crescendo il movimento beach e noi siamo molto attenti su questo. Catania ha il dovere di continuare sulla strada degli eventi sfruttando le risorse naturali del nostro splendido litorale della playa di Catania. Quest'anno credo che sia arrivato il momento di fare capire che pure a Catania si possono fare delle cose belle, e non parlo solo di calcio, parlo un po' di tutta la struttura, no? Perché il beach soccer, per quanto mi concerne, è uno sport pulito, uno sport dove c'è allegria, musica, gioia. Perciò dico che quest'anno, oltre diciamo al torneo maschile, si aggiunge quello femminile, che secondo me può essere una novità assoluta e anche funzionale. Prestigiosa la presenza di Gabino Renales, direttore generale Beach Soccer World, che nel ringraziare la società etnea organizzatrice ha sottolineato come Catania è un punto di riferimento e che il beach soccer continui nella sua opera di sviluppo. La macchina organizzativa sta lavorando a maniche rimboccate per essere pronta giorno 23 maggio, inizio delle gare.